Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. A Paternò, nel catanese, 3 studentesse sono state travolte da una moto all'uscita di scuola. Una di loro è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania. Il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo. Lo Zen di Palermo è in guerra, una faida tra bande per chi deve conquistare lo scettro dello spaccio di droga, roghi di auto, colpi di pistola contro garage, un giovane è stato gambizzato, un altro accoltellato. A Trapani la cocaina rosa spacciata tra i giovani. Prima la truffa, poi le rompe il femore. A Catania un 20enne prova a raggirare un'anziana fingendosi carabiniere e nella fuga la ferisce seriamente. È accusato di rapina e lesioni. Taormina, medico del pronto soccorso aggredito con un taglierino da un immigrato, arrestato dai carabinieri. Anche il Ministero della Salute dispone un'ispezione nell'azienda sanitaria di Trapani per i ritardi nei referti. Intanto l'assessore Faraoni assicura l'arretrato è stato azzerato. Tante le storie di chi ha vissuto mesi con l'ansia di una diagnosi che non arrivava. Forte vento di scirocco su Palermo, allerta della Protezione Civile fino a domani. Uscite solo se necessario, evitate monopattini, bici, moto, voli dirottati, rami caduti in diverse parti della città. Catania, le torri di Librino abbandonate nel degrado, sit-in del Sunia che accusa il comune, troppe famiglie in alloggi malsani e sovraffollati. La Serie C, obiettivo continuità per il Catania che guarda al derby di domenica a Messina. I rossazzurri mirano al 6° risultato utile consecutivo. Bentrovati. Travolte all'uscita di scuola da una moto a Paternò in provincia di Catania, un Centauro centra 3 giovani studentesse, una di loro 16enne di Biancavilla è in gravi condizioni al trauma center dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Ci racconta tutto Orazio Longo. 3 ragazze ferite, una di 16 anni biancavillese in gravi condizioni è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso con trauma cranio-facciale. Le altre 2 di 16 e 18 anni di Santa Maria di Licodia hanno riportato frattura a una gamba e lesioni a polmoni e milza. È il drammatico bilancio di un incidente avvenuto a Paternò in provincia di Catania. 3 studentesse che stavano attraversando la strada nei pressi del Parco del Sole lungo Corso Italia per raggiungere la fermata dell'autobus che le avrebbe riportate a casa dopo la scuola, il liceo scientifico Enrico Fermi. Ma una motocicletta, questa, come si vede nelle immagini fornite da Videostar, le centra in pieno. È una 125 di cilindrata, guidata da un 17enne, studente anche lui, in un altro liceo locale. Non si sa ancora di preciso come sia stato possibile. Forse c'era un'auto davanti che si era fermata per far attraversare le 3 ragazze sulle strisce pedonali quasi del tutto sbiadite. Forse una distrazione. Tutto da verificare, fatto sta che il Centauro, anche lui di Santa Maria di Licodia, ha travolto le 3 ragazze in pieno. Per lui qualche scoriazione. Il mezzo è stato posto sotto sequestro dai vigili urbani che sono intervenuti immediatamente dopo la chiamata ricevuta per effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto anche i carabinieri e le ambulanze. Il traffico nella zona è stato temporaneamente deviato per consentire le operazioni di soccorso e i controlli delle forze dell'ordine. Per quel tratto di strada, già teatro di incidenti nel passato, da tempo in molti chiedono la messa in sicurezza. Allo Zen di Palermo si continua a sparare. Un ragazzo di 28 anni è stato ferito con un colpo di fucile caricato a pallini da caccia. Per i carabinieri potrebbe essere solo l'ultimo episodio di una faida in corso che ha visto nella notte anche 2 auto bruciate, oltre tutti i danneggiamenti dell'ultima settimana. Manlio Viola. Ha raccontato ai medici di essersi ferito cercando di scavalcare una rete, ma la sua storia non regge. Il 28enne, accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia dal compagno della madre, secondo i medici è stato ferito alla gamba da un colpo di fucile caricato a pallini da caccia. La sparatoria potrebbe essere soltanto l'ultimo episodio di una vera e propria faida in corso da oltre una settimana allo Zen. Proveniente dal quartiere Sperone, il giovane ferito abita adesso proprio allo Zen, dove la tensione in questi giorni è molto alta a causa di ripetuti
tutti incendi dolosi di autovetture. Le ultime due sono state andate alle fiamme la scorsa notte in via Gino Zappa. Si tratta di una Fiat Panda di una 600 appartenenti alla medesima persona già nota alle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi altri 2 incendi di autovetture erano stati spenti sempre nel medesimo quadrilatero di strada nel quartiere. Nella vicina via Fausto Coppi, quasi 48 ore fa, qualcuno ha sparato contro la saracinesca di un garage, almeno 30 colpi di fucile. Nei giorni precedenti l'auto bruciata, una vettura danneggiata anche in questo caso a colpi di fucile, poi proiettili contro una persiana e un ulteriore incendio in una sala scommesse sempre in via Gino Zappa. La lunga sequenza di eventi vede anche colpi d'arma da fuoco sparati contro la saracinesca di un altro centro scommesse in via Ignazio Mormino. Per i carabinieri che indagano si tratta proprio di una faida per il controllo delle scommesse clandestine non e della droga. Intanto sono in corso indagini per risalire all'aggressione di un altro giovane 31enne che si trova ricoverato in gravi condizioni questa volta all'ospedale di Villa Sofia, dopo essere stato ferito con diverse coltellate al petto. Una faida che conta dunque già 2 centri scommesse e 4 vetture a fuoco, sparatorie contro auto, garage e abitazioni e 2 feriti, uno dei quali grave. Uno scontro che va fermato prima che ci scappi il morto. E nel menù dello spaccio c'era anche la cocaina rosa, quella che piace tanto ai minorenni, oltre a tutte le altre tipologie di droghe offerte dall'organizzazione smantellata, una rete di spacciatori nel Trapanese. Laura Spanò. C'era anche la possibilità di acquistare la cosiddetta cocaina rosa, quella che piace tanto ai minorenni. Era uno dei servizi offerti dall'organizzazione smantellata nella notte dai carabinieri nella frazione trapanese di Xitta. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trapani, hanno permesso di smantellare un'importante piazza di spaccio attiva nella frazione Xitta e di documentarne le interazioni con analoghe realtà della città di Trapani, ove sarebbe avvenuta anche la cessione della cosiddetta cocaina rosa. Tra le tipologie di droga venduta poi non mancava l'hashish, la marijuana, l'eroina, la cocaina. 3 le persone finite in carcere, per 6 scattato l'obbligo di dimora, sono accusati in concorso e a vario titolo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, furto, ricettazione, riciclaggio tentato ed evasione. L'indagine era scattata dopo l'incendio di alcune autovetture avvenuto nel settembre 2023. I militari, partendo da questo fatto di cronaca, sono riusciti a smantellare l'importante piazza di spaccio attiva nella frazione di Xitta, ma i cui componenti erano spesso collegati con un'analoga realtà che orbita invece nel quartiere trapanese di Milo Fontanelle. Nel corso delle indagini durate un anno sono state tantissime le cessioni documentate dai carabinieri che sarebbero state effettuate ai clienti anche con vere e proprie consegne a domicilio. La moglie del boss sostenuta dal clan Cappello anche alle ultime regionali in Sicilia. Altro inquietante risvolto del blitz antimafia di ieri a Catania e Messina con 39 arresti. Giusy Lazzaro. Non c'è solo la mafia delle estorsioni e della droga, i boss fanno anche campagna elettorale per le regionali in Sicilia del settembre del 2022. La candidata della Democrazia Cristiana, Angela Reale, moglie di un boss, secondo le indagini aveva ricevuto il sostegno del clan Cappello Cintorino. Sostegno però che valse appena 237 voti e la nona elezione. Tutto è stato documentato nel blitz antimafia di ieri tra Catania e Messina, con 39 arresti. Per gli inquirenti Angela Reale non rientra nell'inchiesta, era il marito, Ferdinando Di Mauro, anche lui al momento non indagato, condannato per associazione mafiosa ad intercedere per lei e gestire la sua fallimentare campagna elettorale. È emerso che vi è stato l'appoggio, nel senso di un'attività di propaganda, di appoggio elettorale, da parte di 2 esponenti dell'organizzazione Cintorino in favore di una persona che si presentava ma poi non è stata eletta. Arriva la replica della Democrazia Cristiana. La candidata, dicono, aveva presentato il casellario giudiziale e carichi pendenti che erano in regola. La DC ribadisce che la mafia fa schifo e che sta lontano da ogni possibile contaminazione con ambienti illegali. E dell'operazione si scopre anche che le estorsioni non avevano confini, arrivando persino a chiedere il pizzo sulle escursioni all'Isola Bella di Taormina. Agli imprenditori, i clan Cintorino e Brunetto, chiedevano il 50% dell'incasso e si spartivano il territorio come se fosse cosa loro. Catania, un 20enne tenta la truffa del finto carabiniere e nella fuga rompe il femore all'anziana vittima, arrestato per rapina e lesioni. Altre 13 truffe sventate nella Cese per la denuncia delle vittime designate ai carabinieri. Tonino De Mana.
Un giovane di 20 anni, protagonista di una truffa ad un'anziana con la tecnica del falso maresciallo dei carabinieri che vuole aiutare la figlia coinvolta in un inesistente incidente stradale, è stato arrestato per rapina aggravata e lesioni personali, reati commessi in concorso con un complice ancora non identificato. Nei suoi confronti la polizia di Catania ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico. I fatti contestati risalgono al 24 gennaio scorso, quando il truffatore, qualificatosi come appartenente ai carabinieri, si è presentato nell'abitazione dell'anziana, che aveva consegnato a sua volta una borsa contenente monili in oro per un valore complessivo di 20.000 euro. L'arrivo della figlia ha scatenato la reazione del sedicente carabiniere che, durante la fuga, ha provocato la frattura del femore all'anziana ed una ferita alla mano della figlia. Le tempestive indagini, supportate dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di identificare il giovane truffatore. Intanto i carabinieri del comando provinciale di Catania hanno sventato altri 13 tentativi di truffa messi in atto tra Pedara, Via Grande Aci Castello ed Aci Reale. A Taormina un medico del pronto soccorso dell'ospedale San Vincenzo è stato aggredito con un taglierino da un immigrato arrestato dai carabinieri. Francesco Triolo. Resistenza pubblico ufficiale con l'aggravante di aver agito contro il personale sanitario. Con queste accuse un uomo, cittadino extracomunitario, armato di taglierino, è stato arrestato dai carabinieri a Taormina. L'allarme è stato lanciato dal personale medico del pronto soccorso dell'ospedale San Vincenzo, che aveva segnalato al 112 la presenza dell'uomo e le minacce, chiedendo l'intervento dei militari. Poco prima, infatti, il 48enne senegalese, nel momento in cui il medico stava per somministrargli un farmaco, aveva estratto dalla tasca una lametta, aggredendolo e tentando di colpirlo più volte alla gola. L'uomo è stato quindi portato in caserma, dove, una volta raccolta la testimonianza della vittima e dopo aver analizzato le immagini di videosorveglianza dell'ospedale che hanno ripreso le fasi salienti dell'aggressione, è stato arrestato in flagranza differita. Il giudice per l'udienza preliminare ha convalidato l'arresto e disposto per il 48enne l'applicazione di una misura di sicurezza. Anche il Ministero della Salute dispone un'ispezione nell'azienda sanitaria di Trapani per i ritardi nei referti. Mentre l'assessore Faroni annuncia che l'arretrato è stato azzerato, emergono le storie di chi è stato costretto a convivere per mesi con l'ansia di una diagnosi che non arrivava. Lorena Dolci. Un ingrossamento della tiroide, un neo sulla pelle, un polipo sospetto, l'ansia di una diagnosi che non arriva. Pazienti che hanno atteso per mesi il verdetto su patologie in grado di sconvolgere la vita. Quei referti sui campioni istologici giacevano invece nei cassetti dell'Aspe di Trapani. Dopo l'inchiesta della Procura di Marsala e gli ispettori della Regione, anche il Ministero della Salute ha disposto un'ispezione all'ospedale di Castelvetrano. 3.300 gli esami da completare, mentre nuovi casi vengono alla luce, come quello di Anna Maria Todaro, operata il 24 gennaio per un tumore alla pelle. Il racconto della compagna. A un mese e qualche giorno ci sono ritornata, ma niente, l'esame non è pronto. Mi hanno detto di ritornare fra 15-20 giorni o eventualmente chiamassero loro. Ma ancora niente, non ha chiamato nessuno. Giustamente l'ansia c'è. O la storia di Rosangela Coppola, un'infermiera di Alcamo, dopo la scoperta che la madre aveva un polipo. L'hanno mandato ad analizzare i primi di novembre. Il responso dell'esame istologico è arrivato intorno al 17 di gennaio. In pratica era un carcinoma intramucoso. In un ulteriore controllo è spuntata una recidiva, che è stata nuovamente mandata ad analizzare, e aspettiamo l'esito di questo ulteriore esame istologico da 2 mesi. Tra gli esami esitati in ritardo anche quello dell'ex deputato regionale Nino Oddo. Ci sono probabilmente inadeguatezze, responsabilità, incapacità, ritardi dolosi. Il piano straordinario della Regione, che ha coinvolto tutte le ASP, ha infine azzerato i referti, annuncia l'assessore alla salute Faraoni. Adesso una task force dovrà comunicare al più presto i risultati ai pazienti. Palermo flagellata dal forte vento di scirocco, voli dirottati, collegamenti con le isole bloccati, decine le chiamate ai vigili del fuoco. La protezione civile dirama l'allerta fino a domani. Marco Gulla.
Voli dirottati o in ritardo, diverse le chiamate vigili del fuoco per alberi pericolanti o cartelloni pubblicitari, pali della luce del telefono che rischiano di finire per terra. Il vento di scirocco che soffia su Palermo sta creando non pochi problemi. La Protezione Civile ieri ha diramato un'allerta meteo legato alle forti raffiche di vento, valido da oggi e fino a domani. I maggiori disagi all'aeroporto Falcone Borsellino, diversi voli dirottati in altri aeroporti dell'isola o con qualche ora di ritardo. Qui siamo nel quartiere di Bonagia e già diversi rami di alberi sono per terra. La Protezione Civile ha inoltre evidenziato che si consiglia di evitare le zone alberate dei parcheggi pubblici e dei viali, di transitare con prudenza e attenzione lungo le strade e aree pubbliche in cui sono presenti cartelloni pubblicitari o edifici pericolanti, di evitare di guidare monopattini, motocicli e biciclette. Evitare quindi di passeggiare in zone alberate e non fare come questi due passanti. Oggi toccati anche 30 gradi in città, ma da domani le temperature scenderanno. Domenica invece ci sarà un netto calo, addirittura 15 gradi in meno rispetto a questo venerdì di marzo. I NAS hanno sequestrato per gravi carenze igieniche un panificio nell'area dei paesi etnei. I locali erano sporchi e pieni di escrementi di topi e blatte. Per la cottura venivano utilizzati pallet dismessi, legna verniciata, con pericolo di contaminazione da solventi. Infine il lievito per la panificazione veniva conservato dentro un frigorifero incrostato di sporco, al cui interno c'erano anche scatole di vermi in putrefazione. Certo, notizie non belle né da leggere né da sentire. A Catania le torri di Librino abbandonate al proprio destino. Da anni si attendono interventi di riqualificazione per fronteggiare l'emergenza abitativa popolare. Sit-in del Sunia che accusa il comune. Troppe famiglie in alloggi malsani e sovraffollati. Tonino De Mano. Dall'ultimo incontro convocato lo scorso ottobre non è cambiato nulla. O forse sì. La differenza è la mega discarica che vedete ai piedi di una delle due torri di Viale San Teodoro a Librino. Più che altro scheletri di cemento che attendono interventi di riqualificazione annunciati e mai iniziati, con decine di famiglie che a sua volta aspettano una chiamata per un alloggio di edilizia popolare. Passano gli anni, aumentano le difficoltà e diminuiscono però le speranze di avere una casa dignitosa. C'è chi, nell'attesa vana, ha visto nascere e poi morire un figlio malato di leucemia. È nato nel 1998. Con la leucemia cronica, quinto grado. Il comune non mi ha dato neanche la casa popolare perché ho bisogno della casa popolare, perché la casa non era igienica, mio figlio aveva bisogno di cose igienici. Deceduto a Roma per un virus dei polmoni, che io sono anche invalido. Sotto l'imponente torre raccogliamo altre storie ed altri problemi. Non c'è nessun aiuto, chiama e c'è sempre da aspettare. Sono passati 13 anni. A dar voce alla protesta ci pensa il Sunia, che da anni sollecita il comune di Catania. C'è tanta gente tra l'altro che vive in alloggi malsani, in un sovraffollamento elevatissimo, è un fenomeno tutto catanese, che ci sono 2, 3, 4 famiglie che vivono nella stessa casa, perché purtroppo magari provenivano da una casa privata e hanno subito lo sfratto. I 128 alloggi alle torri e i 24 di Viale Moncada risolverebbero il dramma abitativo di quasi 200 famiglie catanesi, inserite in graduatorie che però non scorrono mai. Sempre a Catania iniziati i lavori di riqualificazione del Corso Sicilia che dureranno 2 anni. Operai e mezzi meccanici in azione per rimuovere una parte dello spartitraffico di cemento con numerose piante sradicate dal terreno. E non mancano le polemiche, visto che in città già scarseggiano le aree verdi. Preoccupazione per i disagi tra gli operatori commerciali della zona. Pesanti anche le ripercussioni sulla viabilità, con centinaia di auto incolonnate nel perimetro di Piazza Stesicoro. A Catania, nella sede del CNR, la finale regionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze, un'iniziativa nata per stimolare fra i giovani l'interesse per la ricerca e lo studio del cervello umano. Emanuela Corsi.
50 studenti provenienti da 17 scuole siciliane che si sfidano su intelligenza, memoria, emozioni, stress, invecchiamento, sonno e malattie del sistema nervoso. Le Olimpiadi delle neuroscienze giungono alla fase regionale, che in Sicilia si svolge a Catania, nella sede del CNR, l'Istituto per la ricerca e l'innovazione biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche. Alla competizione studenti di età compresa tra i 13 e i 19 anni che hanno già superato le gare di istituto. È molto difficile come materia da studiare perché diciamo che ci sono molti processi che sono un po' poco intuitivi da capire e che quindi richiedono diciamo uno studio approfondito. Le neuroscienze ci mostrano come il nostro cervello funziona e cosa effettivamente succede all'interno di esso. Oltre ad essere gare singole, sono gare di squadra, quindi vediamo anche come si lavora insieme, perché poi la ricerca è un lavoro di squadra. Il vincitore della gara rappresenterà la Sicilia alla finale nazionale di Roma, organizzata dal Dipartimento di Scienze dell'Università Roma 3. Abbiamo bisogno di giovani talenti da reclutare nel settore della ricerca scientifica proprio per questo nobile scopo che è sia medico che sociale. Promotore dell'evento nazionale è la Società Italiana di Neuroscienze. I migliori classificati alla competizione internazionale verranno invitati a partecipare all'International Brain Bee Next Gen che si terrà a Boston nel mese di luglio in occasione dell'Alzheimer's Association International Conference. Bravissimi ragazzi, noi adesso ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport e il calcio. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, il Catania si avvicina al derby col Messina, Toscano torna ad avere qualche possibilità di scelta e continuerà ad affidarsi al doppio trequartista con il rientro di Stoppa. Sentiamo Marco Carli. Non vanificare il 4-1 di Latina è l'obiettivo del Catania che, giunto al quinto risultato utile consecutivo, non vuole fermarsi e prova anche a capitalizzare il turno di riposo, visto che gli etnei non hanno giocato con la Turris esclusa dal campionato. Insomma, l'obiettivo è non tornare sull'altalena come è stato per quasi tutto il torneo, se si eccettua la parte iniziale. In tal senso la maggiore possibilità di scelta su cui può contare Toscano, con il ritorno di Anastasio e Dalmonte dai rispettivi infortuni, è quello di Stoppa dalla squalifica, da ulteriore slancio in vista del derby col Messina. Squadra viva, come dimostra il pari di Cava dei Tirreni, nonostante le vicissitudini e le penalizzazioni del periodo. Trasferta vietata ai residenti nella provincia di Catania. Tornando al calcio, ecco dunque che con Stoppa aumenta la qualità. Insieme a Jimenez, infatti, potrebbe esserci proprio il giocatore ex Catanzaro. A centrocampo ha fatto benissimo Quaini, dovrebbe essere confermato l'alternativa è Frisenna, anche lui protagonista Latina. Siamo stati bravi nel secondo tempo a portarla a casa, però dobbiamo dare continuità di risultati, è importante, dobbiamo dare un segnale forte e siamo sulla strada giusta. Bene, questo era l'ultimo servizio, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.